Si stima che nel 2029 mancheranno in Regione Veneto, all'interno dei soli ospedali, almeno 3.000 infermieri. Parola di Andrea Gregori, segretario del Nursind di Vicenza. Nel giro di 5 anni gli infermieri saranno sempre meno, una professione in via d'estinzione negli ospedali, e in Veneto ne mancheranno addirittura 3.000. Questa è una situazione che fa presagire che si arriverà a una ristrutturazione della rete ospedaliera con la chiusura di piccoli ospedali per concentrare poi il personale in quelli più grandi. Concentrare il personale infermieristico negli ospedali più grandi, un'ipotesi, quella del Nursind, che fa presagire ricadute sui presidi sanitari di primo livello dei piccoli centri. Ma non è ancora detto, la politica ha la possibilità di invertire il trend, intervenendo con investimenti importanti. Le soluzioni in entrata sono sostanzialmente detassare l'iscrizione universitaria da parte della Regione, un assegno di studio e poi un'agevolazione sugli affitti per gli studenti fuori sede. Insomma, il Nursind propone di rendere sempre più attrattiva la formazione per i giovani che potrebbero intraprendere la professione di infermiere. Sì, la Regione ci sta provando con una campagna social, ma non è sufficiente perché i giovani stanno sui social e sui social c'è la denuncia quotidiana dei professionisti che lavorano nel settore che di sicuro non li attrae. Quindi la politica deve fare un passo avanti, deve stanziare risorse economiche per far cambiare idea a questi giovani.